Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli occidentale in primo piano. Apriamo con la cronaca. Un'anziana ieri sera a Torre di Pordenone è stata vittima di un assalto da parte di due malviventi che l'hanno imbavagliata e legata a una sedia prima di mettere a soqquadro l'abitazione. Indagini in corso da parte della polizia. Il questore però promette daremo un volto e un nome agli autori del gesto. Sono stati attimi di assoluto terrore quelli vissuti da una donna di 79 anni ieri sera a Pordenone. Era sola nella sua casa di Via Piave, nel quartiere di Torre. Il marito era uscito quando due malviventi, con accento straniero e il volto travisato, dopo aver scavalcato la recinzione, hanno trovato la signora in cortile, l'hanno fatta entrare in casa imbavagliata e legata a una sedia. Così l'ha trovata la figlia attorno alle 19:30, allarmata perché la madre non rispondeva al telefono, si è recata direttamente da lei, vedendo fuggire i due uomini. L'anziana, che non ha subito particolari percosse, era sotto shock. Subito sono state allertate le forze dell'ordine e il personale medico che ha preso in carico l'anziana per gli accertamenti in ospedale. Delle indagini si sta occupando la squadra mobile della questura di Pordenone, che ieri sera era presente sul luogo della vicenda anche con la scientifica. Un'azione che dai primi riscontri pare improvvisata, anche perché non è stato pressoché rubato nulla. Un reato odioso per le modalità e per la signora che fortunatamente ha avuto, ripeto, non gravi danni, uno scompenso ovviamente era stata legata e imbavagliata. Era da tempo che non si verificavano episodi di questo genere, le attività investigative sono iniziate, ma sicuramente riusciremo a dare un volto e un nome e un cognome a queste persone. Lo dobbiamo sia per la vittima, per i loro familiari, ma anche per la stessa comunità pordenonese. Il nostro sentimento è di vicinanza alla signora, che possa riprendersi presto. Non ci sono particolari problemi a Pordenone in termini di sicurezza, però dobbiamo dare queste risposte a chi le sta attendendo. Ulteriori elementi potranno essere forniti dalla donna una volta superata la fase di shock. Un fatto che suscita sgomento, ma fortunatamente isolato in una città sicura come Pordenone. Questo è il commento del sindaco Alessandro Ciriani in merito alla vicenda. Sicuramente un fenomeno del genere, un episodio del genere suscita sgomento in una città come Pordenone, ma è anche facilmente spiegabile. Pordenone è in vetta alle classifiche nazionali per la sicurezza, non conosce sostanzialmente fenomeni criminali, questo grazie ad una rete di sicurezza garantita dal coordinamento tra la questura, i carabinieri, la Guardia di Finanza e la polizia locale. Quello che è capitato, mi sono confrontato col questore, è probabilmente un episodio che nasce non pianificato, non è una banda, ma è qualche balordo che ha approfittato della fragilità di una signora anziana per inseguirla quando ha portato fuori il cane ed entrare nell'appartamento, senza neppure poi sfruttare le opportunità che l'appartamento poteva offrire dei professionisti. Questo ci fa pensare che, come in altri casi capitati a Pordenone, gli autori di questo reato non resteranno senza conseguenze. Quindi a Pordenone solitamente chi commette questi reati viene sempre preso. Confido che succederà anche in questo caso. E un'altra anziana, questa volta a Fontana Fredda, è stata truffata da un finto avvocato e da un falso maresciallo dei carabinieri, ai quali ha consegnato l'oro che aveva in casa. Indagano i carabinieri, quelli veri. Torna in Friuli occidentale la truffa del finto avvocato. A essere raggirata è stata un'anziana di Fontana Fredda. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri del posto. È accaduto nella mattinata di ieri, verso le 10, quando una 78enne residente in via Venere, vedova e pensionata, ha ricevuto una telefonata con la quale un sedicente avvocato la informava che uno dei figli aveva avuto un incidente stradale e che, per evitare problemi con la legge, era necessario risarcire immediatamente il danno causato all'altro automobilista. Il finto legale, dal momento che la donna non disponeva di contanti, ha convinto l'anziana che poteva pagare con i monili in oro custoditi in casa e che un maresciallo dei carabinieri sarebbe passato di lì a poco a ritirarli. E infatti un uomo si è presentato all'abitazione della 78enne qualificandosi come maresciallo dell'arma. Allo sconosciuto, alto 1,70 m, magro, vestito di scuro, senza inflessioni dialettali, la donna ha consegnato 4 anelli e 2 collane. Poi il truffatore si è dileguato su un'auto scura. L'anziana ha contattato il figlio, che le ha comunicato che non era stato coinvolto in alcun incidente. Per evitare simili situazioni, i carabinieri raccomandano di non aprire agli sconosciuti, di contattare subito il 112 e, se possibile, annotare targa e colore delle autovetture. Nessuna norma, infatti, prevede la consegna di denaro o preziosi alle forze di polizia. E al Parco di San Valentino di Pordenone un albero e una targa ricordano la figura di Giovanni Palatucci, giusto fra le nazioni.
Un albero e una targa per ricordare Giovanni Palatucci, questore reggente di Fiume, morto a 36 anni nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio del 1945, dopo essere stato arrestato per aver salvato, come capo dell'ufficio immigrazione, migliaia di ebrei, italiani e stranieri grazie a documenti falsi. A 76 anni dalla sua morte, questura, prefettura, comune e diocesi di Pordenone lo hanno ricordato al Parco di San Valentino. Questa iniziativa è finalizzata a fare in modo che il ricordo, la memoria, siano curate, custodite e coltivate nel tempo, proprio come quest'albero che oggi qui è stato piantato. È un albero noto appunto la pianta dei tulipani, è un albero che raggiunge i 40 metri di altezza e i 400 anni di età, perché per l'appunto la memoria e il ricordo sono portatori di valori universali, trasversali, che devono essere coltivati anche e soprattutto per onorare chi non c'è più, anche perché chi con la propria vita, col proprio estremo sacrificio ci ha tracciato una strada e in modo anche con cui percorrerla. Per le sue opere di bene, Palatucci nel 1990 è stato proclamato giusto tra le nazioni e nel 2004, al termine del processo di canonizzazione, servo di Dio, una figura che deve servire da esempio soprattutto per le giovani generazioni. La coltivazione e la custodia della memoria e del ricordo, passando davanti a questo albero, ecco, non dimenticare un pochettino, perché dimenticare la memoria e dimenticare il ricordo credo equivalga praticamente a perdere la propria identità di comunità, la propria identità di collettività. Passiamo ai numeri sul fronte coronavirus. Oggi in regione su 4.321 tamponi molecolari effettuati sono stati rilevati 184 nuovi contagi, pari al 4,25% contro il 5,72% di ieri di positività. Sono inoltre 2.258 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 87 casi, con una percentuale di positività del 3,85%. I decessi registrati sono 10, uno dei quali si è verificato nel Friuli occidentale. Salgono i ricoveri nelle terapie intensive, giunti a quota 66, 3 più di ieri, mentre quelli in altri reparti scendono a 501, numeri comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Voltiamo pagina, è stato commissariato il comune di San Quirino dopo le dimissioni del sindaco e di gran parte dei consiglieri, dopo rotture interne in vista delle elezioni di quest'anno. A guidare il municipio fino al prossimo appuntamento elettorale è stato nominato Claudio Colussi. Il comune di San Quirino, che conta poco più di 4.000 abitanti, è stato commissariato e lo sarà per i prossimi mesi, in attesa delle elezioni comunali che erano già in programma per quest'anno. L'atto arriva in seguito alle dimissioni del sindaco Gianni Giugovaz e della maggior parte dei consiglieri. I rapporti all'interno della giunta e del consiglio si erano incrinati proprio in vista delle nuove elezioni, con spaccature trasversali che non è stato possibile ricomporre. E così oggi è arrivata la nomina del commissario da parte della regione. Sarà Claudio Colussi, segretario generale del comune di Spilimbergo, a guidare il municipio. L'incarico è stato affidato con il decreto di commissariamento dell'assessore regionale alle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia Pierpaolo Roberti. Il Consiglio Comunale di San Quirino è stato sospeso con decorrenza immediata, in attesa del provvedimento di scioglimento che sarà disposto con decreto del governatore Massimiliano Fedriga entro 90 giorni. Fino a quel momento l'amministrazione sarà guidata proprio da Colussi. Saranno poi le urne a esprimersi sul nuovo governo di San Quirino. Ci spostiamo a Pordenone, dove le farmacie comunali dalla prossima settimana attiveranno le consegne a domicilio. Il servizio sperimentale e della durata di un anno costerà all'utenza 5 euro. Le farmacie comunali di Pordenone sono pronte per la consegna a domicilio delle medicine. Il servizio, sperimentale per ora della durata di un anno, sarà attivato tra pochi giorni. A volerlo è stata la Giunta Comunale, che ha siglato un contratto con la Hermes Express di Fontana Fredda, la quale anticiperà il costo dei farmaci per poi riscuoterli dall'utente. Il servizio entrerà in funzione una volta formalizzato il contratto con la ditta, indicativamente la prossima settimana. È rivolto a tutte quelle persone, anziani più o meno, che abbiano necessità, che è meglio evitare che escano magari in questo periodo, e quindi un ulteriore servizio che le farmacie comunali danno al territorio e alla cittadinanza. Questo si aggiunge naturalmente a quel servizio che viene già reso dalla Protezione Civile, dai nostri volontari, per le persone che sono in quarantena o comunque non si possono in questo momento muovere dalla loro abitazione. A differenza di quella offerta dalla Protezione Civile, la consegna delle farmacie comunali non sarà gratuita. Non è un servizio gratuito, è una ditta questa accreditata
accreditata una ditta locale che già svolge questo tipo di servizio per altre farmacie comunali ed avrà un costo che sarà a carico naturalmente dell'utente pari a 5 euro. Il servizio verrà svolto ogni giorno dal lunedì al venerdì, sarà escluso il sabato. La ditta entro le ore 12 si è impegnata a ritirare il prodotto presso le nostre farmacie e a consegnarlo in giornata all'utente. Voltiamo pagina. A Pinzano, nell'area golenale del tagliamento, la Regione avvierà alcune manutenzioni della vegetazione ricorrendo a prove di incendio controllato. Nel corso del mese di febbraio, nell'area golenale del fiume Tagliamento, in località Grave dei Mizzeri, a Pinzano, la Regione avvierà alcune manutenzioni della vegetazione ricorrendo a prove di fuoco prescritto, vale a dire incendio controllato. Obiettivo dell'attività è quello di contenere e possibilmente eliminare la radicazione di Amorpha fruticosa, una pianta alloctona e invasiva che ha occupato la nicchia ecologica dell'habitat incluso nella zona speciale di conservazione. L'attività sarà svolta dal Corpo Forestale Regionale e dai volontari del Distretto di Protezione Civile e Antincendio Boschivo della Val d'Arzino, con la regia del Servizio Biodiversità della Regione, tramite la Stazione Forestale di Pinzano al Tagliamento. Per l'assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zanier, si tratta di un'importante iniziativa che si inserisce in una valutazione prettamente tecnico-scientifica con la finalità di salvaguardare gli ecosistemi inseriti nella rete Natura 2000. L'area di intervento per l'esecuzione di questa prima prova è stata individuata in una superficie di 2 ettari di golena, all'interno dei quali sono state ricavate le 2 aree di saggio, che verranno risparmiate dalle fiamme, per confrontare e monitorare l'effetto del fuoco sull'evoluzione della vegetazione. Negli anni passati interventi di manutenzione simili sono stati realizzati nella zona speciale di conservazione Greto Tagliamento, che fa parte della rete regionale Natura 2000, con il progetto Life Magredi Grassland durato 7 anni, con il taglio e la trinciatura della vegetazione invasiva effettuata a più riprese negli anni con grosse macchine forestali per ripristinare superfici a prato magredile. Era questa la nostra ultima notizia per stasera, l'appuntamento con il telegiornale di Pordenone per domani, sempre alle 20:45. Grazie per essere stati con noi, buona serata.